in questo stadio fantastico che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata, come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa partita ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Portogruaro Ale, in questo stadio fantastico. Portogruaro Ale, noi batteremo il mondo. Una valanga di gol che fanno vibrare la tribuna centrale, il sogno di uno scudetto che ci fa andare in delirio totale. Noi come voi che tifiamo per sostenere una squadra sola, poi come noi ci buttiamo dentro una storia nuova. Dentro lo stadio suona una ritmica forte, si sente da fuori l'orgoglio Granata, leva via la polvere dai cuori. Speaker suona musica buona, Portogruaro 1-0. Tifiamo Portogruaro Ale, in questo stadio fantastico dove i sogni si avverano. Buongiorno e benvenuti a tutti i presenti allo stadio Pier Giovanni Mecca di Portogruaro, dove si disputa l'incontro Portogruaro-Giulia Sagittaria Memorial Sergio Pinzin. All'ingresso della tribuna, come avrete visto, è possibile devolvere un contributo a favore della casa di riposo Opera Pia Francescon di Portogruaro. Vi diamo lettura delle formazioni delle squadre. Giulia Sagittaria, numero 1 Calon, numero 2 Morassut, numero 3 Lena, numero 4 Sutto, numero 5 Sartori capitano, numero 6 Laino, numero 7 Rocco, numero 8 Pirichetto, numero 9 Facca, numero 10 Fiorini e numero 11 Roma. In panchina col 12 Visentin, con il 13 Zanchetta, 14 Buttò, 15 Flaborea, 16 Prampolini, 17 Germati e 18 Basso. Portogruaro, numero 1 Sfriso, numero 2 Annunziata, 3 Stefani, 4 Poletto, 5 Boccafoglia, 6 Pettinà, 7 Zupperdoni, 8 Finazzi capitano, 9 Villa, 10 Sambo, 11 Rossi Andrea. In panchina con il 12 Battaiotto, con il 13 Samotti, 14 Peschetta, 15 Calcagnotto, 16 Zanin, 17 Minzon, 18 Manente, 19 Speltri, 20 Costa, 21 Agio, 23 Chiandussi. L'allenatore della Giulia è il signor Tomas Giro, quello del Portogruaro è il signor Massimiliano De Mozzi. L'arbitro è il signor Francesco Fiscella. Assistente 1 Borsoi, assistente 2 Sivieri. Scusami. Domenica 27 agosto, ore 16. Va bene.
Zuppe sono in due. Sambo, a sinistra, vai. Ancora fermo. Fermo lì, Zuppe. Uomo! Vai! Marca bocca. Sambo, una mano là. Uomo! Ehi! Dentro marcare! Oh, dove vai Ale? Vuoi fare l'anticipo? Dai no! Preventive bene!
Per il Portogruaro appare con il numero 11 Andrea Rossi. Giochi dentro! Ci cazziamo! Uno sulla palla! Uno sulla palla! Oh raga, dai! Dai uno! Sì! Oh raga!
Bravo! Bravo, Riva, bravo! Alza, alza, alza! Come Riva! Metti folle! Cade anche, bravo! Bocca, due, bocca! Uomo! Bravo! Sambo, sinistra. Fermo, fermo. Fermo. Fino, occhio lì, Betti. Raga, non può avere sempre due dietro. Uomo! Ancora! Uomo!
Marca davanti alla porta e basta. Lo porto, oh, Mattes, da varca. Ah, veramente. 3 macchine andate in un giorno solo, benissimo. Andiamo in
sempre, sempre. No, è sempre lo stop verso noi. Triplice sostituzione nelle file del Portogruaro al 23esimo della ripresa. Sono usciti il numero 7 Sinà, il numero 7 Ciccio e il numero 8 Sinà. Sono entrati il numero 18 Manente, il numero 15 Calcagnotto, il numero 23 Chiambisci. In contemporanea.
cantiamo! La cantiamo! Linea! Dentro! Sono usciti precedentemente il numero 10 Sando, il numero 5 Boccapolina, il numero 11 Andrea Rossi e il numero 9 Davide Villa. Sono entrati il numero 17 Vinicius Milton, il numero 19 Riccardo Speltri, il numero 20 Davide Costa e il numero 21 Tommaso Azio.
Marcare linea fuori area. Non ci credo! Sei alti, sei alti. Questo stadio fantastico, che tutto sembra possibile, mentre sul campo si genera un desiderio invincibile. È l'orgoglio Granata. Come una squadra lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, una promozione. In questa storia fantastica, in questo calcio del Porto, i nostri cuori granata, con sogni fatti di gloria.